Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Il sindaco della città metropolitana Luigi Brugnaro questa mattina ha consegnato a una rappresentanza degli studenti del liceo Stefanini di Mestre i caschetti protettivi per andare in bicicletta acquistati con i fondi del progetto Moves, che sta per mobilità sostenibile nel territorio veneziano e nelle scuole. L'acquisto di 450 caschetti per bicicletta da parte della città metropolitana rientra nella promozione prevista appunto dal progetto Moves, che ha compreso anche un bonus bici l'anno scorso. Si è scelto di procedere con la distribuzione agli istituti scolastici coinvolti in occasione della Settimana Europea della Mobilità iniziata il 16 settembre e nei prossimi giorni ogni istituto riceverà un numero di caschetti proporzionale al grado di coinvolgimento nel progetto. Mediamente ogni istituto riceverà circa 30 caschetti che sono destinati appunto agli studenti maggiormente coinvolti nelle iniziative. E si è tenuta, ci spostiamo a Jesolo questa mattina, la cerimonia di intitolazione di una strada a Walter Tronchin, promessa internazionale dell'architettura improvvisamente scomparso nel 2009, ad appena 42 anni. Via Walter Tronchin si trova a ridosso di Piazza Aurora, nel contesto del comparto Leopardi. Alla cerimonia di intitolazione hanno partecipato il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, la signora Teresa Israele Romano, mamma dell'architetto Tronchin, poi l'assessore regionale ed ex sindaco di Jesolo Francesco Calzavara, gli architetti Valentina Fanti e Marta Baretti in rappresentanza dell'Ordine degli Architetti di Venezia e Treviso, la dottoressa Stefania Mantovani, cofondatrice dell'associazione Art Way of Thinking, il professor Marco Ferrari dello UAV e la professoressa Elisa Ghedin per il liceo artistico di Treviso, dove Tronchin iniziò il suo percorso di studi. Cambiamo argomento. Giostre, musica, spettacoli e una grande area al ristoro. Domani giovedì 21 settembre alle 15:30 apre i battenti Mestreland, il grande parco divertimenti di Mestre che per 10 giorni animerà l'area dell'ex mercato ortofrutticolo di via Torino. L'iniziativa, che rientra nel palinsesto delle città in festa, è organizzata dall'Associazione Eventi 2000 in collaborazione con Vela e Buffalo Beer. Per 8 giornate, fino a domenica 1 ottobre, adulti, bambini e famiglie potranno divertirsi con giostre, concerti, musica, come detto, è un villaggio appositamente allestito con un'area al ristoro e mercatini. Un totale di 40.000 metri quadri che diventeranno il cuore degli eventi del settembre mestrino. Tutti i dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Il Comune di Chioggia aderisce all'edizione di Puliamo il Mondo 2023 in collaborazione con Veritas e il Centro di Educazione Ambientale. Si tratta della tradizionale iniziativa di Legambiente che dal 1993 propone centinaia di appuntamenti in tutta Italia per ripulire strade, piazze, parchi urbani, spiagge e sponde dei fiumi dai rifiuti abbandonati. Parola d'ordine per l'edizione 2023 per un clima di pace. Per quanto riguarda Chioggia, nella mattinata di venerdì 22 settembre si svolgerà la pulizia di un tratto di spiaggia libera di Sottomarina, con la partecipazione di una rappresentanza degli studenti e degli insegnanti dell'Istituto Comprensivo Chioggia 2 Media Pascoli. 2 guide del Centro di Educazione Ambientale incontreranno le classi alle ore 9 in zona diga per guidarli nell'attività di pulizia del tratto e per dare loro alcune informazioni sul nostro delicato ecosistema e su come preservarlo. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.